Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle 3 cose va fatta assolutamente prima della fine del mondo, che sono anche gli stessi territori di Go 2025. Partiamo con il primo appuntamento che abbiamo scelto. Siamo in quel di Monfalcone, come vedete dal titolo della scheda di promoturismo tra arte e creatività, edizione Natale 2023, e questo è il manifesto, ed è anche con degli appuntamenti. Per quanto riguarda la sede, è in via Barbarigo 26, sala Eugenio Valentinis. Andiamo a leggere qualche cosa, cosa viene scritto. Vediamo la scheda di promotorismo: Monfalcone, via Barbarigo 26 fino al 29 dicembre. Descrizione: il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché questo periodo sia speciale. Nell'associazione Società Monfalconese di Mutuo Soccorso, che è una società storica di Monfalcone, si sta preparando qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi. Il fine è quello di coinvolgere più associazioni allo scopo di dare ai soci e simpatizzanti, anche solo curiosi, diverse sfaccettature tra le della più bella festa dell'anno. È il percorso tra arte e creatività, il percorso che si vuol fare durante il mese di dicembre con l'edizione 2023 del Natale, un mix tra fotografie, presepi e composizioni natalizie, ed è via via. La mostra tra arte e creatività rimane aperta fino al 29 dicembre con orario 9:13, 16:20. Ovviamente l'ingresso è libero, organizzato dalla Società Monfalconese di Mutuo Soccorso APS. Questo è il primo appuntamento che abbiamo scelto per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Il secondo appuntamento è questo qua, ovvero siamo a Capriva del Friuli, la magia del Natale, mercatino di Natale a Capriva del Friuli. Come vedete, questo è il manifestino: mercatino di Natale dalle 9 in Piazza Vittoria, Capriva del Friuli, stand espositivi ed enogastronomici con la partecipazione del comune gemellato di Treffen in Austria. Ore 17:30, concerto del gruppo polifonico caprivese. Eccola qua, come anticipato, dalle ore 9 questa domenica il mercatino di Natale a Capriva del Friuli in Piazza Vittoria. La descrizione, come abbiamo detto: mercatino di Natale dalle 9 e fino alla serata. 17:30 concerto del gruppo polifonico caprivese, 18:30 accensione dell'albero di Natale a Capriva. Per esporre 347 78 300 24, organizzato dal comune di Capriva del Friuli. Il mercatino di Natale questa domenica a Capriva del Friuli, come vedete dal titolo. Terzo argomento di oggi per quanto riguarda la nostra serie dei 3, eccolo qua: giochi della preistoria, ed è una cosa molto interessante anche il disegno che accompagna. Bam Bam con Petula, se non vado errato, se non ricordo male, i bambini degli antenati. Dove siamo? Siamo a Gorizia, nella zona del Castello, più precisamente al Museo 11 di Borgo Castello. Descrizione: in programma oggi un evento per bambini e ragazzi a cura dell'associazione Areotipi di Marano Lagunare, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli antichi giochi usati in età preistorica, dalle 10:30 alle 12:30. Per informazioni 348 258 253 6, organizzato da Smile Events Gorizia. Questa è i giochi in età preistorica con i bambini. Questi qua penso siano i bambini preistorici più famosi in questo caso, i figli degli antenati. È tutto per oggi per quanto riguarda la nostra raccolta di eventi per questa domenica. Non abbiamo altro, no, abbiamo finito. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti e andate sulla nostra pagina Facebook, dove potete vedere tutti gli appuntamenti, e se vi serve qualcosa vi prendete nota, ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!